Idea Natale parte il 15 di novembre, terminerà il 18 qui alla Fiera di Udine. È un appuntamento ormai costante, siamo arrivati alla 35esima edizione. Mi auspico che continui il trend dell'anno scorso dai molti visitatori che vorranno scegliere con tranquillità e senza l'ansia da prestazione dell'ultimo minuto per acquistare appunto il regalo, magari la vigilia, vorranno sceglierselo con calma, magari facendo un giro tra gli stand, cercando di capire se è preferibile una strenna natalizia, un ninnolo, un albero, un qualche cosa da mettere sull'albero o sotto l'albero, però non è detto che sotto l'albero non ci possa essere qualcosa di culinario, ed ecco il motivo per il quale quest'anno a Idea Natale ci sarà una presenza assolutamente diversificata e variegata di un numero consistente di espositori che porteranno le loro prelibatezze da tutta Italia. Ma vicino a Idea Natale ci sono una serie di attività assolutamente importanti, come quella realizzata con l'assessorato alla pari opportunità. La Commissione Pari Opportunità ha voluto creare un evento per la donna su come spendere, su come creare un qualche cosa per la donna. Ci saranno molteplici attività musicali, ci sarà la presenza di un concertino jazz, la presentazione dei racconti di Natale di Carlo Gorlon, e questa è un'esclusiva che avrà proprio qui Idea Natale. Certamente non potevamo mancare a questa nuova edizione dei vari saloni che la fiera sta promuovendo. Dopo aver promosso durante Casa Moderna Saperi e Sapori, che vuol dire promuovere l'eccellenza del mondo dell'artigianato, economia, solidarietà, cultura e grande saper fare. Quest'anno Idea Natale, con la collaborazione di Willisi, Io Ci Vado e Mobilità Benessere, ci sarà la possibilità di usufruire di 2 mobility scooter e di una carrozzina manuale per i visitatori che hanno delle esigenze di mobilità o anziani o esigenze temporanee di movimento, per poter visionare appunto o comunque vivere l'esperienza della fiera nel modo più sereno possibile, e quindi in questo caso la fiera diventa accessibile insomma anche a chi ha esigenze e può godere dell'esperienza di Idea Natale.